Amici di Miss Topolini, vi presento subito la profumatissima aspirante Miss numero... 45. Oh, ripeti 45? 45? Vedi, ha una voce da speaker radiofonico, te l'hanno mai detto? Grazie, no. No, te lo dico io. Ancora no, grazie. Allora, nome e cognome. Martina Del Conte. Oh, Martina, età anagrafica. 17. Ah, sei molto giovane, giovanissima, segno zodiacale. Scorpione. Quindi una tipa tosta. Abbastanza, sì. Quando mi ci metto, sì, posso essere anche abbastanza tosta. Determinata, quindi. Sì, anche, sì. Bene. Allora, sei venuta a Miss Topolini, sei una ragazza informissima, quindi complimenti. Cosa ti aspetti da questo importante concorso di bellezza? Allora, diciamo che seguivo il concorso diversi anni, mi ha sempre incuriosita e spero che mi diverta, insomma, che di passare una bellissima esperienza nei migliori dei modi, insomma. Oh, bravissima, hai detto tutte cose giuste e sagge. Senti, cosa fai di bello nella vita? Sono una studentessa, devo frequentare il 5º anno all'Istituto Sandrinelli, indirizzo studi sociali. Niente, mi diverto, insomma. Brava, come tutte le ragazze della tua età. Senti, dopo il liceo, dopo la scuola, cosa hai intenzione di fare? Questa è una bella domanduccia. Diciamo che mi piacerebbe fare la nutrizionista alimentare oppure lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo come attrice o come modella, insomma, fotomodella, anzi. Sì. Bene, anche perché Miss Topolini, si sa, può anche aprire delle carriere, quindi non si sa mai. Incrociamo le dita tutti quanti per te. Ben arrivata. Adesso la telecamera è tutta tua, puoi dire tutto ciò che ti passa per la mente. Allora, saluto tutti quelli che mi conoscono, quelli che sono venuti a accompagnarmi qui, in particolare le mie migliori amiche, mia mamma e mia sorella. E saluto voi, insomma, e vi ringrazio. Troppo forte, in bocca al lupo. Crepi.